appunto al secondo appuntamento del ciclo di incontri Il futuro è sostenibile, dal titolo Obiettivo Alimentazione Sostenibile, Generazioni a confronto. Io sono Chiara Malisano, studentessa del terzo anno di Scienze per l'Ambiente e la Natura e da qualche mese faccio parte anche del gruppo cibo della Commissione Sostenibilità del Consiglio degli Studenti dell'Università di Udine. Come primo ospite appunto avremo qui con noi il professor Nicola Gasbarro del DIUM, quindi Dipartimento degli Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, che ci farà una breve introduzione riguardo a come è cambiata la percezione del cibo attraverso, diciamo, le generazioni. Quindi, professore, quando vuole può iniziare. Bene, allora prima di tutto vi ringrazio di avermi invitato a questa cosa che mi eccita molto, perché andare dietro i giovani è sempre entusiasmante, soprattutto quando hanno idee brillanti come le vostre. Per cui vi saluto e vi abbraccio, come dire, fraternamente, anche se potrei dire paternalmente, insomma. Saluto la collega e comincio subito dicendo che affronterò il problema della sostenibilità del cibo guardando a 3 generazioni, a quella dei vostri nonni, dei vostri genitori e poi nella vostra. E darò un tempo ad ogni cibo con le funzioni correlate. Per esempio, il tempo del cibo dei vostri nonni richiamava immediatamente il bisogno. Il cibo era sostanzialmente, i vostri nonni hanno vissuto, sono stati in attività tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi hanno attraversato grandi conflitti, conseguentemente hanno, come dire, sofferto anche la fame. E quindi il cibo era principalmente soddisfazione del bisogno. E il cibo emblematico era il pane, no? Ecco perché il pane è diventato anche un simbolo molto importante dell'alimentazione. Anche quando noi facciamo la dieta e indichiamo che non possiamo mangiare farinacee, il pane comunque diventa la metafora del cibo come tale. Quindi il pane era la soddisfazione di un bisogno primario, per cui nasceva l'equazione del bisogno e della soddisfazione del bisogno. Che cosa c'era sotto da un punto di vista economico? Beh, c'era che il cibo era necessario e non sufficiente. Quindi la non sufficienza scatenava la ricerca del cibo. Però questa ricerca non è mai stata spasmodica in quella generazione, creando falsi allarmismi, ma ha creato una grande solidarietà. Mai come durante i grandi conflitti e le grandi crisi, le solidarietà sociali si manifestano in maniera molto forte. Per cui la produzione era legata al consumo. Se voi interrogate le vostre nonne o le vostre bisnonne, visto che siete giovanissimi, beh, allora il pane si prestava, no? Se c'era qualcuno che lo faceva in casa lo dava ai vicini, poi quando i vicini lo rifacevano lo ridavano. Cioè il pane era un'esigenza fondamentale, ma era anche un dono di reciprocità. Poi diciamo che la produzione era legata al consumo, si faceva il pane in casa, si facevano i pomodori, i pelati in casa, si facevano vari tipi di conserve alimentari, si allevavano maiali per la carne invernale, come voi ben sapete, si facevano le salsicce, eccetera, eccetera. Cioè tutto il sistema della produzione alimentare era una produzione non a chilometro zero, ma a metro zero, perché il produttore coincideva in qualche modo col consumatore, o almeno coincideva con i consumatori del villaggio e del vicinato. Questo dava, come dire, un simbolismo particolare al pane, per cui
il pane fatto in casa era il pane contadino, mentre le classi sociali più abbienti avevano il pane cosiddetto bianco. Nel nord, oltre al pane fatto in casa, ovviamente c'era il sostituto fondamentale dei poveri, che era la polenta, no? La polenta nel sud viene mangiata in termini di pizza di granone, ma insomma il prodotto è quello. Anche quello veniva prodotto direttamente dal mondo dei contadini e i contadini scambiavano i loro prodotti. Io ti do un po' di farina a te, tu mi dai un po' di fagioli, eccetera, eccetera. Tutto questo non rispondeva ad una dinamica di mercato perché la moneta non entrava in questo circuito. Non c'era un prezzo, ma c'era uno scambio corrispondente che veniva fissato fra il donatore e colui che riceveva. Con i genitori è cambiato tutto e l'emblema del cibo non è più il pane ma diventa la carne, che per i vostri nonni era un desiderio impossibile o almeno era un fattore festivo, no? Io ricordo che quando si diceva oggi ho mangiato la carne vuol dire che era festa, no? Con la generazione successiva, e quando parlo di generazione successiva parlo della generazione post secondo dopoguerra, quindi la mia in qualche modo, beh, qui si è passato a un'ultima considerazione sui nonni. Non c'erano rifiuti, tutto veniva consumato, anche il pane duro veniva riscaldato, veniva messo sulla brace oppure si facevano i cosiddetti pancotti, ma insomma c'era come dire, il cibo non doveva essere per nulla rifiutato, meno che meno sprecato. Il pane, se cadeva per terra, veniva raccolto religiosamente e persino baciato. Con la generazione successiva abbiamo il discorso entra in campo il mercato. Qui non è più la guerra, non è più la solidarietà, ma è il mondo della rinascita del secondo dopoguerra, con un progressivo ingresso del mercato e con un progressivo ingresso del commercio dei fenomeni alimentari, cioè il passaggio dal mondo contadino al mondo commerciale avviene con questa generazione. E con questa generazione cominciano i rifiuti, perché tutto ciò che è commerciabile può essere consumato ma anche sprecato. Il progresso, il mercato, il commercio, la famiglia, ecco, questo a livello simbolico, mentre prima c'era la famiglia patriarcale, adesso subentra la famiglia nucleare, cioè padre, madre, figli. Il mondo dei nonni viene in qualche modo allontanato e lo scambio del cibo che avveniva precedentemente comincia ad avvenire con gli inviti. Ti invito a pranzo, ti invito a cena. Mentre prima era quotidiano questo scambio, io do il pane a te, tu mi dai i fagioli. Adesso invece comincia un processo di allontanamento dei valori simbolici e di una fruizione commerciale. Attenzione che questa è una svolta fondamentale. Qui comincia il cibo come classificazione sociale. Il cibo diventa l'elemento di differenziazione tra le classi sociali. Ci sono coloro che possono mangiare carne tutti i giorni, ci sono coloro che la possono mangiare 2 volte a settimana, ci sono coloro che non la possono mangiare per niente. Per cui il mondo contadino tradizionale diventa il mondo dei poveri, no? Questo è un prodotto, non avviene soltanto nel cibo, ma anche nella gerarchizzazione dei rapporti sociali. Il commercio entra, i negozi alimentari si sviluppano, non siamo ancora ai supermercati, che avviene con la terza fase. C'è un cambiamento strutturale del nucleo familiare. Dalla famiglia patriarcale si sostituisce la famiglia nucleare. Quindi il mangiare insieme non è più il mangiare del grande clan, ma è il mangiare della famiglia, padre, madre, figlio, almeno
ci si ritrova a pranzo o al massimo, quando i genitori lavorano, ci si ritrova a cena. Il significato simbolico del cibo si restringe al calore della famiglia nucleare. Vado veloce. Cosa avviene con i nipoti? Beh, con i nipoti avviene diciamo che l'emblema di mentre per i nonni c'era il bisogno, per i genitori c'era un surplus di alimentazione, per cui comincia anche l'accumulazione dei rifiuti e comincia anche la scelta, se volete, quindi anche il mercato. Con i nipoti siamo nell'età della iperabbondanza, cioè qui l'emblema non è né il bisogno né il surplus, ma addirittura diventa la dieta, no? Il mio amico antropologo ha scritto l'Homo dieteticus, ma è tipico di questa generazione. La soddisfazione raggiunge persino il dolce, la frutta, diciamo i cibi sofisticati. Al posto del pane o della carne c'è il dolce per eccellenza, c'è, come dire, non il dolce contadino, ma quello di conquistato e acquistato nei supermercati. Qui comincia un altro problema, comincia lo spreco. È la stagione dei grandi rifiuti alimentari, c'è un surplus di cibo, per cui nasce addirittura la scadenza del cibo. Sarebbe difficile spiegare ai vostri nonni cos'è un cibo che scade, perché loro lo conservavano tranquillamente, o sotto sale, o facendoli con procedure particolari. Insomma, il cibo non scadeva. Adesso addirittura lo compriamo con la scadenza, cioè c'è una sorta di, come dire, di distruzione programmata, no? Diciamo che il cibo ha un'obsolescenza programmata, come le macchine e come gli elettrodomestici. È una cosa incredibile. Come a dire, se non lo mangi, hai tutto il diritto a buttarlo. A questo corrisponde non solo ai nipoti, ma corrisponde la dieta, corrisponde lo spreco, corrisponde non più il mercato del cibo, ma il mercato indotto, cioè noi mangiamo non quello che vogliamo e che scegliamo, ma quello che il mercato vuole che noi mangiamo. Per cui la pubblicità alimentare diventa formidabile. Prima ho parlato della famiglia nucleare, l'emblema di adesso non è più la famiglia, ma il fast food. Cioè, ognuno mangia per i fatti suoi, si incontra in un fast food, voi mangiate con degli sconosciuti e avete perso tutto il grande valore e rischiamo di perdere tutto il grande valore sociale del cibo. È la fine della socialità dell'alimentazione, no? Casomai quando ci si riunisce? Beh, ci si riunisce soltanto in determinate attività, ma non ci si riunisce a casa. Pensate alle feste dei nostri cari, le feste adesso, come voi sapete, siccome siete giovani, le feste si fanno al ristorante, si fanno in pizzeria, si affitta un locale, no? Ma non si fanno più a casa, cioè non esiste più il dono come dire, del rapporto familiare. Dicevo, qual è l'effetto insostenibile di questa storia? È che i cibi hanno due caratteristiche: diventano immediatamente deperibili con la scadenza, due, vengono sprecati. Pensate che nella Commissione europea si dice che è necessario scartare ogni sostanza commestibile cruda o cotta che viene scartata o si intende scartare o è necessario scartare. Cioè noi non buttiamo soltanto ciò che è necessario, ma buttiamo anche ciò che vogliamo o che scegliamo di buttare. Attenzione che dietro questo c'è anche una trasformazione che viene dall'età della tecnica. Prima parlavo di obsolescenza programmatica, ecco, la tecnica ci induce a consumare, ci induce a fare shopping, dice ma io non ne ho bisogno, vabbè, ma comunque vado a fare shopping lo stesso, no? E la tecnica, cosa ci fa dire
il bisogno e il mercato dell'industria, quello che crea i nostri bisogni indotti, ci fa dire mi serve anche se non ci serve, no? Quanti di voi sono andati a comprare una borsa dicendo mi serve? In verità di borse ce n'avevano già 10, quindi non gli se ne serviva un'altra. Cioè, e persino viene relegato nel bisogno persino un piacere estetico che è quello di dire mi piace e me la compro. Cioè viviamo nella commercializzazione dell'estetica, nella commercializzazione non solo del cibo, ma nella commercializzazione di tutto. Attenzione che nell'obsolescenza programmata si nasconde anche un criptonichilismo, cioè se tu non mangi il prodotto deve essere distrutto. Noi abbiamo una mania distruttrice ormai nei confronti non solo del cibo ma in tutte le cose che usiamo. Questo è il più grande problema che pone oggi la sostenibilità. L'accumulo di questo materiale di scarto, che non necessariamente è tale per proprietà intrinseche, ma che è tale per scelta nostra, questo materiale di scarto ci sta fagocitando. Per cui giustamente voi ragazzi adesso dite basta con questo nichilismo, cominciamo a pensare al concetto di sostenibilità. Ecco, io vi do alcuni dati. In Italia vengono bruciati ogni anno 10 miliardi di euro di cibo, circa 4 milioni e mezzo a settimana per nucleo familiare. In Europa sono 88 milioni di tonnellate di cibo ogni anno nell'Unione Europea, 820 milioni di persone. Allora, se l'Unione Europea spreca 88 milioni di tonnellate di cibo ogni anno, nello stesso anno non hanno cibo 820 milioni di persone. Voi capite che questo è un mondo non più sostenibile, non più sostenibile. Se voi pensate che l'Italia consuma più di tutta l'Africa, vi rendete conto che socialmente non solo questa differenza non è sostenibile, ma ci si ritorce contro, cioè domani voi sarete inevitabilmente, ma non è che ve lo auguro, lo potete ancora evitare, sarete inevitabilmente invasi dagli africani. Perché? Beh, se uno non ha cibo, per forza invade. Quindi la sostenibilità non è solo un problema ecologico, ma è anche un problema sociale. Vi dico alcuni esempi di questa sostenibilità. Beh, innanzitutto una sostenibilità non consumistica. Dobbiamo reimparare a consumare quello di cui abbiamo bisogno. E questo vale soprattutto per acqua, pane, cibi fondamentali ed energia. Secondo, evitare cibi che comportano deforestazioni e pesticidi. Voi tutti sapete che nel mondo c'è un'iperproduzione alimentata dai pesticidi. Beh, questo non è più possibile. Dobbiamo ecologicamente evitare le emissioni di O2, di CO2, cioè di anidride e di gas, comunque di gas che ci fanno male. Non è per un animalismo preconcetto, ma dobbiamo cominciare ad evitare anche gli allevamenti intensivi, non solo perché fanno male agli animali, ma perché fanno male a noi. A volte si può essere egoisti cominciando dall'egoismo, o almeno dall'egoismo temperato. Però, cosa consumare? Beh, dobbiamo tornare ai cibi stagionali. Non si possono mangiare ciliegie a dicembre, insomma, non è possibile, non è possibile. Secondo, occorrono diete capaci di migliorare le condizioni generali del pianeta. Cioè dobbiamo cominciare a studiare i cibi che non rovinano l'ambiente, che siano ecologicamente sopportabili. Quindi, consumi, sostenibilità produttiva, come produrre, sostenibilità del consumo, 3, sostenibilità sociale.
ho già fatto il problema, ho già analizzato, ho già accennato il problema della fame del mondo, che è un problema grossissimo di dimensioni planetarie, ma cominciamo anche a ritrovare, ecco, questo intendo per sostenibilità sociale, il gusto del valore simbolico del cibo e del cibo che significa anche stare insieme. Convivio, la parola convivio, ritroviamo il gusto del convivio, che è il gusto del banchetto, ma è anche il gusto del banchetto con gli altri ed è anche il gusto del vivere insieme. Convivio viene da convivere. Dobbiamo ritrovare il valore sociale del consumo alimentare, perché noi non ci nutriamo di solo pane, ma ci nutriamo di tante altre cose. Volevo finire con questo sostenibilità sociale, ricordando, non so se si dice anche in Friuli Venezia Giulia, ma nel sud è molto diffuso, un proverbio che dice chi mangia solo si strozza, no? Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se tu ingurgiti tanto fai indigestione, ma soprattutto significa che quando sei da solo pensi solo a mangiare e, come dire, le conseguenze sono drammatiche. C'è un mio amico antropologo molto famoso che si chiama Marco G, che ha scritto una frase che a me mi è rimasta sempre impressa. Gli uomini vivono insieme e muoiono da soli. Ecco, a me questo proverbio del chi mangia da solo si strozza mi fa pensare che si può morire anche di cibo, soprattutto quando si mangia da soli. Perché? Perché da che mondo è mondo noi viviamo insieme, mangiamo insieme e mangiamo insieme soprattutto cose che la natura ci ha dato e che noi con la rivoluzione neolitica dell'agricoltura abbiamo cominciato a produrre. Per cui io vi invito a sostenere questo concetto di sostenibilità non solo in termini di ecologia, ma anche in termini di produzione, di consumo, ma soprattutto in termini sociali. Prima di chiederci cosa mangiamo, cominciamo a chiederci anche con chi lo mangiamo e soprattutto ad interrogarci anche qualche volta, non sempre, se noi entriamo in angoscia, se tutti gli uomini possono sedersi a tavola in quel momento. Vi ringrazio e vi auguro di procedere su questo cammino nel migliore dei modi. Grazie. La ringrazio, Sono professore. stati 20 minuti, come promesso. Grazie, professore, per questo intervento molto interessante e chiaro e per averci dato anche comunque degli spunti di riflessione e averci anche spiegato appunto come è cambiata comunque la mentalità e l'approccio appunto al cibo più o meno nell'ultimo secolo, ecco. Quindi grazie. E ci tenevo anche ad aggiungere che se qualcuno dovesse avere qualsiasi domanda può scriverla nella chat e poi a fine incontro leggeremo appunto tutto quanto e cercheremo di rispondere. Adesso possiamo passare appunto alla seconda parte dell'incontro in cui verranno esposte le varie idee, i vari progetti volti a rendere appunto UniUd più sostenibile dal punto di vista alimentare. E abbiamo qui con noi come ospiti la professoressa Stefania Troiano, benvenuta, componente, buonasera, componente della RUS, quindi Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare del gruppo di lavoro Cibo per il nostro Ateneo. E abbiamo qui presente anche Veronica Ferrara, la nostra coordinatrice del gruppo Cibo della Commissione Sostenibilità. Benvenuta anche a te, Veronica. Buonasera. Allora, se siete d'accordo farei delle domande alternate tra lei professoressa e appunto te Veronica. E quindi appunto inizierei con una domanda alla professoressa Troiano. E quindi se ci potrebbe parlare del suo background formativo e anche di come si è avvicinata alla RUS e in particolare al gruppo di lavoro Cibo e se ci può anche spiegare di che cosa si occupa questo gruppo di lavoro. Prego.
Va bene, grazie. Ringrazio anch'io naturalmente per l'invito e per avere questa opportunità di spiegarvi la mia vicinanza al cibo. Allora, ho un background un po' particolare, nel senso che sono un economista che con una laurea in scienze economiche e bancarie, grazie ad una borsa di studio, ho avuto modo di analizzare, di approfondire le mie conoscenze sul sistema agroalimentare. Questo tanti anni fa, e da lì devo dire che il mio interesse è sempre cresciuto e ha avuto come fulcro proprio l'agroalimentare, il sistema agroalimentare. Ed è diciamo, una caratteristica in realtà che accomuna anche gli altri membri, i colleghi che mi affiancano nell'ambito proprio della RUS e che anche loro hanno questo interesse particolare per il cibo. Penso in particolare alla professoressa Novelli, che è presente anche questa sera, che da una laurea in chimica è passata ad appartenere al settore scientifico disciplinare delle scienze merceologiche e da 30 anni oramai si occupa, studia la chimica degli alimenti. Ma di cibo si occupa anche la collega Paola Geatti, tecnologa alimentare, il collega Federico Nassivera, anche lui economista agrario, che in particolare ha avuto modo di approfondire lo spreco alimentare. E naturalmente a coordinare il nostro gruppo c'è anche il professor Francesco Marangon, che come economista agrario e mio maestro, ecco, mi ha insegnato e ci sta insegnando proprio che cosa significa produrre, consumare il cibo, anche all'interno delle università. Ecco, e a tal proposito il gruppo specificatamente dedicato all'interno della RUS a lavorare, a studiare il rapporto che c'è tra università e cibo, ha come obiettivo quello di proprio di analizzare l'università come luogo in cui si consuma, si produce, si distribuisce e anche si spreca cibo. L'obiettivo principale, ovviamente, in quanto università, è quello di essere in grado di orientare gli stili di vita e di consumo alimentare all'interno dell'università, quindi tra gli studenti, tra i docenti, ovviamente. Ma diciamo il gruppo di studio si propone anche di indirizzare chi viene a contatto in diversi modi con l'università per il tramite proprio del cibo e quindi orientare, diciamo, gli stili proprio di comportamento anche di chi sta al di fuori, perché le università entrano in contatto con le istituzioni, con soggetti esterni che si occupano proprio di cibo e quindi, diciamo, la condivisione delle conoscenze sul cibo, il lavorare assieme alle università proprio sulla tematica cibo, ci dà questa opportunità di come dire, orientare, no? Lo stile di vita, l'approccio al cibo anche al di fuori dell'università, ovviamente. E nell'ambito del gruppo di lavoro cibo vi è questo continuo scambio di idee, di esperienze tra gli atenei, perché c'è questa voglia proprio di contaminazione. Perfetto, grazie mille per la risposta molto esaustiva e interessante, quindi grazie. E chiederei appunto, farei una domanda molto simile anche a Veronica, ossia appunto qual è il tuo background formativo e come ti sei avvicinata alla Commissione Sostenibilità e in particolare al gruppo cibo. Allora, io sono una laureata in biotecnologie mediche, mi sono laureata a Trieste e attualmente sto facendo un dottorato di ricerca in alimenti e salute umana e lavoro nella cardiochirurgia e il mio progetto è
proprio è incentrato più sull'alimentazione, perché lo scopo è quello di dimostrare che una corretta alimentazione nei nostri pazienti cardiotrapiantati quindi può apportare dei benefici. E noi ci basiamo sullo stile della dieta mediterranea ed è quindi proprio grazie insomma, studiando, approfondendo questo argomento che mi è venuta la curiosità, mi sono appassionata e così, diciamo, quando è arrivata la chiamata alle armi, tra virgolette, della Commissione Sostenibilità, ho scritto al presidente Jacopo Simonella insomma, ho deciso di far parte del gruppo Cibo proprio perché è qualcosa che mi piace, che mi interessa. E devo dire che far parte di questo gruppo mi sta arricchendo tantissimo perché cioè, oltre ovviamente ai progetti che stiamo ideando, che stiamo portando avanti, c'è una bellissima condivisione di notizie, di informazioni, di webinar, di idee, quindi sono davvero contenta di farne parte, grazie. Grazie a te Veronica, e ora che abbiamo appunto potuto sentire, ascoltare queste presentazioni diciamo generali, andrei più nel particolare. E quindi professoressa Troiano, quali sono i progetti che sono stati portati a termine dalla RUS Cibo dell'Ateneo di Udine e i progetti che avete in programma? Prego. Bene, allora parto precisando che la RUS Cibo, il gruppo di lavoro Cibo, così come gli altri, in realtà sono molto giovani. In dettaglio per quanto riguarda proprio il gruppo Cibo, questo nasce in maniera informale nel maggio 2018 e poi in maniera diciamo un pochino più formalizzata nel settembre del 2018. Quindi è un gruppo piccolo, quasi neonato, quindi parlare di progetti già portati a termine all'interno proprio del gruppo di lavoro forse un po' prematuro, ma questo nulla toglie al fatto che all'interno del gruppo di lavoro RUS Cibo, ma ancora prima all'interno di UniUD, ci sia sempre stato, come vi dicevo prima, questo grande interesse per il cibo e per il rapporto che c'è all'interno dell'università con il cibo. Per cui possiamo veramente elencare molti progetti, molti lavori, molti studi che sono stati portati avanti negli anni all'interno dell'università. Ve ne cito solo alcuni. Uno abbastanza recente proprio riguarda gli erogatori d'acqua che sono stati installati all'interno di UniUD con l'obiettivo proprio di andare verso la sostenibilità anche nell'utilizzo delle risorse idriche. Si sta lavorando molto e c'è il dottor Bertossi, nostro dottorando, che sta lavorando molto nell'ambito dei distributori automatici, quindi distribuzione tramite il vending del cibo. Vi ricordo che abbiamo un corso di studi che è dedicato e incentrato alla scienza e alla cultura del cibo e che quindi ha il suo focus essenziale nel cibo, ma anche all'interno del corso base sullo sviluppo sostenibile coordinato dalla professoressa Codilia vi sono delle parti molto interessanti di approfondimento specificatamente dedicato proprio al cibo. Nel nostro Ateneo poi, come ben sapete, ci sono gli orti, c'è l'azienda agraria, quindi diciamo, il cibo è sempre stato al centro di grandi interessi, di grandi studi e abbiamo cercato di rendere partecipi un po' tutti a questi studi, cercando di suscitare interesse, di incrementare la consapevolezza, tutti nel senso che sovente
anche quando siamo stati chiamati a contribuire ai progetti di alternanza scuola-lavoro negli anni passati, per esempio, abbiamo raccontato agli studenti delle superiori proprio quello che si fa all'interno dell'Università di Udine in relazione al cibo. Diverse tesi poi di studenti UniUd si sono incentrate, si sono sviluppate sulla tematica cibo, sulla tematica spreco alimentare, per esempio, e molti di questi lavori sono stati anche diffusi in occasione di diversi eventi. Proprio abbiamo raccontato questi lavori che raccontano il rapporto che c'è tra università proprio e cibo e gestione della risorsa cibo all'interno dell'università. Quindi siamo veramente una fucina di idee, e il gruppo di lavoro cibo all'interno della RUS ci sta dando tante opportunità di diffondere, ecco, e di sviluppare anche grazie al confronto tutte queste nostre idee. Grazie. Di sicuro appunto sono stati portati avanti tantissimi progetti e in futuro credo che verranno portati avanti tanti altri, insomma, se ne creeranno di nuovi, quindi molto bello. E per Veronica invece un'altra domanda, appunto nell'ambito del gruppo della commissione, quali macro temi state trattando attualmente? Allora, principalmente sono 3 macro temi. Uno a cui mi riallaccio anche al discorso della professoressa Troiano, che è quello riguardante le macchinette. Infatti alcune delle nostre idee sono per esempio portare degli snack più salutari nelle macchinette del cibo, ma anche per esempio far adottare dei bicchierini biodegradabili oppure dei bicchierini comunque in carta riciclata per le macchinette del caffè, e a promuovere anche appunto l'utilizzo di questi erogatori di acqua che sono stati installati in molte sedi dell'Ateneo. Un altro macro tema è quello della mensa. Infatti stiamo portando avanti un progetto molto ambizioso, perché questo progetto prevede sia la divulgazione di informazioni in mensa tramite cartelloni, tramite poster, che appunto affiggeremo proprio all'entrata della mensa o comunque all'interno dei locali. E poi una nostra idea sarebbe anche quella di apportare dei cambiamenti al menù della mensa, quindi renderla più sostenibile, potenzialmente anche aggiungere dei prodotti a chilometro zero. E un'altra idea è quella appunto di creare un'app per la mensa che permetterebbe di vedere insomma il menù in anticipo e anche di aggiungere delle informazioni sulla sostenibilità dei pasti presenti quindi nel menù. E infine l'ultimo macro tema è quello, vabbè, della divulgazione. Questi primi 7 incontri del futuro sostenibile sono infatti, diciamo, frutto del nostro lavoro. Speriamo che ce ne siano poi altri. Esatto. Grazie Veronica. Ma appunto adesso torniamo a parlare un attimo della RUS e quindi professoressa, visto che la RUS è una rete di università che ricopre tutto il territorio nazionale, sono previsti dei progetti che coinvolgono più atenei? Assolutamente sì. Allora sì, copre moltissimi atenei la RUS. Attualmente siamo a 78 atenei aderenti, quindi veramente un numero importante, e tra questi 78 sono ben 54 quelli che hanno deciso di aderire al gruppo di lavoro cibo. Quindi siamo tanti, e ovviamente c'è all'interno del gruppo di lavoro una componente, uno o più membri di tutti questi atenei.
Quindi durante gli incontri di questi gruppi di lavoro c'è un continuo confronto, c'è dibattito, lo scambio di esperienze continuo, questo assolutamente, assolutamente. Di più, adesso si sono creati dei sottogruppi all'interno del gruppo di lavoro cibo, proprio perché, come voi ben capite, la tematica del cibo è molto ampia e quindi fin da subito si è capito che era necessario delimitare un po' l'ambito di indagine. Per esempio, quindi sono stati creati dei sottogruppi specificatamente dedicati alla produzione di cibo all'interno degli atenei, alla distribuzione del cibo, alle fasi di post-produzione, al consumo, ma anche agli indicatori al monitoraggio incentrati proprio sul cibo. E all'interno di questi sottogruppi nuovamente abbiamo diversi membri, quindi diversi componenti dei diversi atenei che hanno come principale obiettivo proprio quello, come vi dicevo prima, di cercare di portare, di orientare in realtà tutti verso la sostenibilità. E quindi in questo momento, per esempio, proprio domani ci sarà uno degli incontri del gruppo di lavoro cibo. In questo momento si sta cercando di scrivere un elenco di regole, un vademecum, per andare verso la sostenibilità in rapporto, proprio nel rapporto che c'è tra atenei e cibo. Quindi ci sarà questa scrittura, diciamo, di queste regole che stanno curando ciascuno di questi sottogruppi all'interno del gruppo di lavoro cibo, proprio con l'idea di diffondere le buone pratiche, perché all'interno dei vari atenei negli anni, anche prima proprio della nascita della RUS, c'erano dei progetti, in qualche ateneo diciamo dei progetti radicati oramai che andavano, quindi che portavano l'ateneo già verso la sostenibilità, in altri atenei un po' meno, ma comunque ecco, si sta cercando di raccogliere tutte queste buone pratiche proprio per condividerle, per far sì che, come vi dicevo prima, tutti assieme si vada verso la sostenibilità. Perfetto, grazie. Beh, è importante che ci sia appunto collaborazione e coesione, insomma, tra gli atenei italiani, quindi è molto importante che non siano slegati, ma che sia qualcosa di concreto che, diciamo, interessi tutto, veramente il territorio nazionale. E tornando invece al lavoro che sta svolgendo il gruppo cibo della Commissione, chiedo a Veronica, che ci hai già un po' parlato delle varie tematiche che vengono portate avanti dal gruppo, ti chiedo appunto come vi sono venute in mente alcune di queste idee. Beh, allora, alcune sono idee nostre del gruppo cibo, ma moltissime idee sono nate dagli spunti che ci hanno dato gli studenti, sia compilando il primo questionario di marzo 2020, che era il primo, ma soprattutto il secondo questionario, che è stato proprio ideato da noi del gruppo cibo, e che è arrivato con quella mail prima di Natale, e a cui hanno risposto in tantissimi, tra l'altro, 634 risposte, quindi questo per noi vuol dire che il tema della sostenibilità è effettivamente molto sentito tra gli studenti. E tra alcune delle idee, degli spunti che mi ricordo, c'era proprio uno anche su questa potenziale app della Mensa, quindi vi ringraziamo se magari c'è qualcuno tra gli ascoltatori. E poi c'erano appunto idee sui menù della mensa, per esempio indicare gli ingredienti, la provenienza, prediligere prodotti a chilometro zero. E molte persone ci hanno anche suggerito di organizzare dei seminari a tema alimentazione sostenibile e in effetti eccoci qua, quindi hanno funzionato. Grazie. E,
Parliamo invece ora di eventi che riguardano la RUS. Quindi, professoressa, dopo i seminari di Terra Madre, quali altri eventi avete in programma per quest'anno 2021 e avete anche in programma di partecipare a altri eventi sul tema? Allora, in questo momento mettere in programma degli eventi non è così semplice come è noto a tutti. Ciò nonostante la RUS è molto attiva e quindi per esempio visitando anche il sito della RUS, no, reterus.it, proprio c'è una voce specificatamente dedicata alla segnalazione di eventi, eventi organizzati sia dalle università aderenti alla RUS, ma anche altri eventi che comunque hanno a che fare con la RUS e che vengono comunque segnalati con l'obiettivo di contribuire a diffondere i principi dell'Agenda 2030, quindi per andare sempre verso la sostenibilità, stimolando in particolare il confronto e la condivisione di buone pratiche, di nuove idee. Ecco, parlando però di eventi, ci tengo a sottolineare il fatto che il convegno RUS del 2019 proprio si è tenuto a Udine, nell'ambito dei magnifici incontri promossi dalla CRUI. Ecco, è stato un evento molto importante che ha dato lustro al nostro Ateneo, anche perché al termine del convegno è stato presentato il manifesto che dalle università per la sostenibilità ci ha portati a la sostenibilità è nelle università, no? E proprio all'interno di questo documento la RUS ha ricevuto l'incarico di diciamo abbozzare, di predisporre, di preparare il piano attuativo nazionale secondo gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, quindi un ruolo molto importante, ecco, in questo senso. E come vi dicevo prima, comunque ci saranno molti eventi anche all'interno proprio della rete, perché il nostro obiettivo innanzitutto è quello di coordinarci, no, tra atenei, come si diceva, per condividere le azioni da intraprendere, per portare ciascuna università, ciascun ateneo verso la sostenibilità, ma anche, come si diceva prima, per contaminare tutti quelli in maniera naturalmente più che positiva, no? Contaminare con un virus positivo qual è quello della sostenibilità, tutti quelli che vivono sul territorio, tutti quelli che vengono in contatto con la RUS, con i membri della RUS e con i gruppi di lavoro della RUS. Grazie, ma una curiosità mia in realtà, possono partecipare tutti a questi eventi oppure no? Beh, dipende, ci sono sì, ci sono degli eventi che sono aperti chiaramente a tutti, altri invece che sono diciamo dei veri e propri tavoli di lavoro in cui si lavora tra colleghi e quindi diciamo ci sono diversi gradi di apertura, ma sì, non ci sono grossi problemi, sono tutti comunque aperti, trasparenti, ecco. Grazie per la risposta. E invece Veronica, ti chiederei, per quanto riguarda il progetto di sostenibilità nelle mense, come si strutturerà nello specifico e quali sono gli obiettivi? Allora, sì, come dicevo già prima, l'obiettivo è agire su più fronti. E a dire il vero, per strutturare le idee abbiamo preso spunto da un progetto già esistente europeo, tra cui i partner c'è anche la Barilla Foundation, che ha attuato in effetti qualcosa di simile. Come il prof Marangon l'altra volta ho preparato anch'io delle slide, poche, ve lo prometto. Provo a condividerle. Le vedete? Sì.
Ok, allora, questo è il progetto, appunto, come vedete uno dei partner è la Barilla Foundation, è tra due paesi, Italia e Gran Bretagna, Regno Unito, sbaglio sempre. Ecco qua, allora, uno dei nostri obiettivi è infatti la comunicazione. Qua per esempio, come vedete, hanno appeso sia poster, cartelloni, e un'idea carina che potremmo utilizzare anche noi è quella della tovaglietta, quindi scrivere informazioni sulla sostenibilità degli alimenti, dei cibi, proprio direttamente in mensa, anche sulla tovaglietta, per esempio. Ecco qua abbiamo preso spunto per un altro delle nostre idee, che è quello del piatto unico. Quindi proporre in mensa tra le scelte un piatto bilanciato dal punto di vista nutrizionale, sostenibile dal punto di vista ambientale, e questo piatto unico insomma sarà anche ad un prezzo ridotto, in teoria adesso vediamo, stiamo un pochino vedendo, perché l'idea è anche quella di introdurre dei prodotti a chilometro zero, come dicevo prima. Infine, appunto, l'idea quella della creazione dell'app che permetterebbe quindi sia di fornire informazioni in anticipo sul menù della mensa, quindi potendo scegliere che cosa prendere, e fornendo anche informazioni sulla sostenibilità dei cibi, dei pasti, quindi l'impatto ambientale dei vari menù, delle varie scelte. E appunto una delle idee che mi ricordo dal questionario era anche quella di associare a quest'app un gioco che per esempio permette di accumulare dei punti e che se poi si arriva a un range si ha per esempio un piatto gratis. Ecco, un'idea del genere è stata utilizzata per esempio in collaborazione con questo partner Green Apes anche da questo progetto. Quindi, cioè, praticamente ho finito. Si vede alto? Si vede ancora? No, ho finito? No. Ok. Non sono tanto brava. Ecco, quindi agire su questi tre fronti, quindi divulgazione, il menù e l'applicazione. Perfetto, grazie per questa risposta dettagliata e spero veramente che questo progetto, insomma, vada avanti più che bene perché mi sembra molto innovativo, veramente interessante, quindi lo spero veramente. E passiamo ora invece a un'ultima domanda per la professoressa Troiano. E quindi c'è secondo lei una percezione diversa del tema alimentazione sostenibile nei diversi atenei italiani? Se sì, c'è un trend, per esempio una diversa percezione tra nord e sud, oppure tra una città piccola e una città grande, per esempio? Allora, innanzitutto ci sono degli atenei che sono proprio incentrati sul cibo. Sto pensando a scienze gastronomiche, no, di Pollenzo, è chiaro che ruota quasi tutto attorno al cibo. Ci sono altri invece atenei che sono molto molto grandi, che sono anche molto frammentati, anche per quanto riguarda proprio la struttura su cui poggiano, in cui il rapporto con il cibo è un rapporto un pochino più difficoltoso. Sto pensando ai politecnici, per esempio. Quindi in questo senso si possono ravvisare delle diversità. Altre diversità, per esempio geografiche, non ci sono. Devo dire che dappertutto, proprio parlando all'interno dei gruppi di lavoro, si nota che ciascuno ha le sue buone pratiche. In qualche ateneo sono, come vi dicevo prima, già radicate, in altri invece si stanno appena provando, si stanno appena implementando, quindi diciamo che non ci sono poi queste grandissime diversità che invece stiamo notando e abbiamo notato essere esistenti nel rapporto che c'è, per esempio, tra studenti
e cibo. Anche da studi non solo fatti all'interno del nostro Ateneo, ma anche in altri Atenei, quindi quello che vi sto dicendo è frutto di confronto tra colleghi che hanno realizzato appunto degli studi sul comportamento degli studenti, del rapporto che hanno con il cibo. Abbiamo visto per esempio che c'è una maggiore sensibilità per un consumo, diciamo, sostenibile tra le femmine piuttosto che tra i maschi. E inoltre, e questo devo dire è un aspetto per certi aspetti preoccupante, c'è il fatto che ad una profonda consapevolezza che contraddistingue i giovani, soprattutto i millennials, che sono molto studiati, sono oggetto di indagine di tantissimi studi, da un lato risalta la loro consapevolezza per le tematiche ambientali, la sensibilità che dichiarano per l'inquinamento, per tutto ciò che ha a che vedere con il capitale naturale. Si dichiarano propensi a proteggere, a conservare le risorse paesaggistico-ambientali, però poi concretamente nei fatti, quando vanno ad acquistare, quando consumano il cibo, entrano in grande contraddizione con quanto vi ho detto sinora, cioè veramente mettono in evidenza degli atteggiamenti che sovente sono opposti. Se da un lato, diciamo, questo loro atteggiamento può essere legato al fatto che si tratta comunque di soggetti che spesso non hanno reddito o hanno un reddito molto basso, e quindi questo potrebbe giocare, ecco, in parte sul comportamento concreto, no? Sulla scelta del cibo che vanno ad acquistare. Per altri aspetti però senza dubbio rappresenta una problematicità, rappresenta un aspetto su cui soffermarsi, e senza dubbio anche da parte nostra, no, come educatori, significa che dobbiamo lavorare molto gestendo il flusso informativo, gestendo le informazioni fino al momento in cui si compie l'atto d'acquisto, avviene il consumo vero e proprio. E questo, ecco, è un qualcosa che va a connotare quindi il rapporto che c'è tra i giovani e il cibo, e in maniera endemica lungo tutta la penisola questo. Grazie professoressa. Così arriviamo comunque anche all'ultima domanda per Veronica, e quindi visto che ci hai parlato della sostenibilità nelle mense, che avete elaborato appunto un questionario che ha avuto anche molto successo, ci vorresti parlare più nello specifico dei risultati che sono emersi? Certo. Allora, dunque, come dicevo prima, abbiamo ottenuto tantissime risposte, 634, e parto, tra virgolette, con una cattiva notizia: l'81% non conosce la Commissione Sostenibilità. Allora, queste sono risposte date comunque tra dicembre e gennaio, quindi mi immagino che adesso ci siamo fatti anche un po' di pubblicità con questi incontri, quindi questa percentuale sarà più bassa, però comunque c'è un po' di strada da fare. E allora poi un dato che per noi è importante è che quindi il 63%, più della metà degli studenti, frequenta la mensa, quindi le idee che abbiamo in mente potrebbero raggiungere molti studenti, e molti studenti, più della metà, appunto, consuma un pasto ridotto. Questo potrebbe appunto cioè dare valore alla nostra idea dell'utilizzo del piatto unico, che potrebbe essere anche, diciamo, un obiettivo per diminuire lo spreco di cibo, diminuire quindi
l'avanzo di cibo che poi verrebbe buttato e quindi ridurre quella percentuale di persone che hanno risposto di sì alla domanda ti è mai capitato che ti avanzasse del cibo. E abbiamo notato che c'è proprio un problema sul cibo che avanza perché molto spesso viene lasciato sul vassoio in quanto non si sa come poterlo portare a casa oppure appunto non si può portare a casa. Questo è un problema che stiamo vedendo di riuscire a risolvere un po' difficile. Tentiamo di ridurre queste percentuali. Ecco qua con molta sorpresa diciamo il 77% ci ha risposto di sì, che vorrebbe che la mensa proponesse prodotti a chilometro zero e sarebbero addirittura disposti a pagare un 10% in più per questi prodotti. E invece da valorare la nostra idea su dare informazioni sulla sostenibilità, su dare informazioni con cartelloni, eccetera, ci sono queste percentuali, 70% ritiene molto o abbastanza utile appunto avere informazioni relativamente ai piatti proposti dal menù nella mensa e perché ritiene che avere queste informazioni potrebbe tra l'altro influenzare le proprie scelte su che pasto prendere in mensa. E quindi appunto l'importanza di divulgare queste informazioni con cartelloni e poster, ma anche quindi con l'app. Sull'app abbiamo avuto questo spiazzante 93%, a quanto pare, vabbè, per visionare il menu in anticipo ci sembra ovviamente utilissima, ma anche per l'82% per vedere informazioni proprio riguardante l'impatto ambientale. Quindi è un obiettivo su cui dovremmo lavorare, diciamo, su cui dovremmo mettere molte energie, ecco, diciamo. Allora, ringrazio il professor Gasbarro, la professoressa Troiano e Veronica per aver accolto il nostro invito e aver partecipato al nostro secondo incontro di questa sera. È stato sicuramente molto interessante e stimolante ascoltare tutti voi. Posso dire una sì, cosa? Però, sì. Sì. Velocemente, come lei saprà, la dieta mediterranea ha cominciato a essere studiata per i pazienti cardiopatici subito dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale nel Cilento. Ci sono degli antropologi che hanno studiato tutto questo fenomeno e che insegnano alla Sant'Orsola di Napoli, si chiamano Elisabetta Moro e Marino Niola. E poi un'altra cosa, questo per la sua specializzazione che sta mettendo in atto. Poi un'altra cosa in relazione alle mense per gli studenti. Perché non considerate anche a sviluppare un po' di immaginazione sulla sostenibilità sociale? Che ne so, vietare di mangiare da soli, spegnere il cellulare per favorire la socializzazione. Insomma, cercare una sostenibilità che dica che la mensa è sempre meno fast food e sempre più convivio. Ci provate? Grazie. Grazie per i consigli e grazie anche per il suggerimento iniziale. Grazie, sì. E comunque ho visto che ci sono delle domande nella chat, quindi un attimino andiamo a leggerle se appunto per voi va bene. Allora, una domanda è, parlando di chilometro zero, come pensate di coinvolgere i produttori locali? Allora, vabbè, noi in quanto studenti possiamo soltanto dare, tra virgolette, una gentile spinta, nel senso che siamo in contatto con Marcas, che gestisce i menu della mensa, abbiamo proposto le nostre idee e le hanno accolte, adesso starà a noi, diciamo, come si dice, portare avanti questa collaborazione e sperare anche che ci diano ascolto, che seguano i nostri consigli, insomma, lavorare insieme, ecco. Quindi saranno loro che contatteranno i produttori locali poi. Ok, e poi un'altra domanda.
Allora, pensando alla corretta comunicazione della sostenibilità del cibo, sarebbe opportuno introdurre obbligatoriamente accanto alle tabelle nutrizionali ed il discusso Nutri-Score anche un'indicazione sulla provenienza dei prodotti e sul rispetto di principi etici nell'utilizzo della manodopera? Dal mio punto di vista più informazioni si danno e meglio è, facendo attenzione a non creare confusione, quindi cercando di distribuirle in maniera oculata, però certo sono temi senza dubbio importanti anche questi. Perfetto, le domande nella chat sono finite, a meno che non ci siano altre domande all'ultimo secondo, non lo so, credo di no. E allora, se non c'è nient'altro da aggiungere, comunque appunto ringrazio ancora tutti i relatori, gli ospiti, tutti coloro che appunto hanno partecipato questa sera, e ricordo comunque a tutti i presenti che la prossima settimana, il prossimo giovedì 18 marzo, ci sarà il terzo appuntamento incontro in cui si parlerà di agricoltura sostenibile, quindi sempre qua su Microsoft Teams alle 18:30, quindi vi aspettiamo numerosi e grazie davvero a tutti per aver partecipato. Quindi buona serata a tutti veramente. Buonasera a voi. Buona serata. Grazie professore e professoressa di aver partecipato. Grazie a voi. Grazie.